tra l'incanto dei giardini, dove mille mandolini ti sospirano d'amore. Mormora il mare la dolcissima canzone che sussurra con passione a chi sbarca resta qui. Guarda che stelle, che bianca luna, guarda che bruna, che bionda è, bellezze a capri, tra l'incanto dei giardini, dove mille mandolini ti sospirano d'amor. Bellezze a capri, tra l'incanto dei giardini, dove mille mandolini ti sospirano d'amor. Cara Concettina, che succede? Succedono dei guai. Guai? Mi occorrono 25.000 lire. 25.000 lire. E per che fare? Una brutta storia, don Violante. Mio fratello. Quello impiegato alla banca? Sì. E che ha fatto? Ha commesso un fallo. Se non ricopre la manco lo arresteranno. E io devo aiutarlo. Capisco. È stata una ragazzata. E io devo trovare questo denaro senza farlo sapere a mio marito. Guai se lo sapesse. Beh, Concetta, ci penserò. Adesso devo andare. Don Violante, non negatemi questo favore. Ci penserò, vedremo. Buongiorno bambini. Buongiorno. Con fierezza e con amore, pien di gioia pure il cuore, noi diciamo con ardore benvenuto, Monsignore. Benvenuto, Monsignore. Seduti. Ti ringrazio di aver imparato la poesia, ma oramai non serve più. Il vescovo è venuto ed è anche ripartito. Però le 50 lire gliele darà lo stesso. E tu che cosa c'entri? Io, lo aiuto a recuperare i crediti e do una percentuale. Ah, e ci mancava anche l'ufficio legale qui dentro. In ogni modo il premio te lo sei meritato. Ti farò portare lo stendardo il giorno della processione. La farei piccola, la sudata. Che brutti scherzi, però. Che cosa hai detto? Ah, che lo stendardo pesa. Ai tempi di Tiberio era un gran dolore. Chi risiamo per un con antico Tiberio? romano Chi portare lo ferma l'insegna più di con la Roma. storia romana? Adesso vi interrogerò un poco sulla dottrina. Dunque, chi ha creato il mondo? Don Violante, questo dice che Tiberio era cattivo, vigliacco e dittatore. Beh, che c'entra? Forse lui avrà sentito dire che Tiberio era molto reazionario. E questo sotto un certo punto di vista è vero. Ma molte volte i governi reazionari si impongono. Egli fu imperatore per 23 anni e durante il suo imperio cominciò veramente l'età felice della Pax Romana. Amen. Ad esempio, faceva prosciogliere Cotta Messalina dall'accusa di avere, mentre banchettava con i suoi amici, deriso il giovane Caio e lui stesso, Tiberio. Scusate, don Violante, se volete andare incontro a vostra sorella, vi dovete sbrigare. Ah, già, hai ragione. Bambini, l'ora del catechismo è terminata. Vi attendo domani come al solito. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Andiamo. Peppino, senti un momento, vieni qua. Voi andate. Dunque, anche oggi sono mancati 4 dei tuoi compagni. Tu non ne sai niente? Io no, forse saranno malati. Ah, già.
Pure tu l'altro ieri non sei venuto. Perché ero ammalato. Non è vero, invece io so che tu sei andato a Capri a pescare. Non è vero. Non dire bugie, tu sai che a me Sant'Antonio mi dice tutto. Ma come mai da Don Camillo giù a Capri non si ammala nessuno? Beh, secondo me per via del pallone. Quale pallone? Quello che Don Camillo ha comprato per i ragazzi. Hanno formato una squadra. Vai pure. Hai sentito, Pasquale? Potremmo formare una squadra di calcio anche noi. No. E battere quella dei ragazzi di Don Camillo. L'idea è buona. Un boccale di vino! Quando Zelaschi ordina bisogna obbedire, capito? Don Violante non vuole, perché altrimenti non dipingete più. Oh, Don Violante è un bravo uomo, ma non capisce niente di mia anima d'artista. Avreste potuto finirgli il quadro almeno, Il no? quadro? Zelaschi attende estro per lavorare. Zelaschi ha un grande ideale. Già, il vino. Silenzio, donna! Tutte le donne devono tacere, perché il loro parlare non è mai guidato dal pensiero. Esse chiacchierano e rovinano l'umanità. Il professore non è mica poi tanto matto. Tu sta no? zitto. E che c'entra? Dicevo così per dire io. Portami il vino. Ma poi Don Violante, lo sentite voi? E va bene, Assunta, portate il vino. Pago io. Ma sì, porta il vino. Grazie, tu sei mio fratello. Forse in un'altra epoca, centinaia di anni or sono, lo stesso grembo materno ci accolse. Ma insomma siete proprio fissato con questa reincarnazione. Certo, questa è la mia filosofia e la mia religione. Noi tutti riviviamo in continuazione, qua una fiamma che si spegne, là un'altra fiamma che si accende, ma lo spirito è sempre quello. Perché io mi trovo qui? Perché? È semplice, perché circa 2000 anni or sono ero uno schiavo, lo schiavo fedele dell'imperatore Tiberio. Come Don Violante era Tiberio stesso. Ma no. Ma come? Don Violante No. Tiberio? Però, guardate un po' il caso, ma Don Violante di nome si chiama proprio Tiberio. Benissimo! Se non ci fosse Don Violante qui, vorrei proprio sapere voi come fareste a campare. Ah, Zelaschi è sempre vissuto. Raggi stellati e stormir di vento sono il suo solo alimento. Però i piatti di spaghetti e i boccali di buon vino non li disprezzate mai. Strangimi, rondimi, ardimi, rindi, bastimi, ciabacaini, baiu! Che avete detto? Ho pregato in mia lingua. Andiamo, su, non lo tormentate. Il fatto è, caro signor Vittorio, che Don Violante lo sta mantenendo di tutto punto. E il vino che il professor Zelaschi beve, anche quello lo paga Don Violante. Sì, sì, è così. Però non più di un boccale al giorno. Così ha stabilito il parroco. E questo sapete perché lo fa? Perché gli dipinga un bel quadro di Sant'Antonio. Oh, caro Don Violante. Buongiorno, Don Camillo. Come va? Sedetevi, prendete qualche cosa. Veramente io al caffè non mi siedo Perché mai. non è mica peccato, sapete? No, non è per il peccato. Buongiorno, Don Violante, che cosa comanda? Ma veramente non saprei. E perché non beve un cianga cianga? Cianga cianga? E che cos'è? Ma è la bibita di moda. A Capri non si beve che cianga cianga. No, portatemi un bicchiere di acqua di seltze con una scorzetta di limone e 2 gocce di menta. Ma questo è appunto il cianga cianga. Ah sì, curioso. Da 10 anni bevo il cianga cianga e nemmeno lo sapevo. E così? Siete contento che arriva vostra sorella? Sì, ma come lo sapete? Ah, ne stavamo appunto parlando col maestro poco fa. Anzi, lui mi accennava anche ad un certo fidanzamento con vostra nipote Clelia. Mia nipote Clelia con il maestro? No. Ma per carità, quello gli può essere nonno. Ah, non lui, naturalmente. Suo figlio Gennaro. Ah, Gennaro. E allora è meglio il padre. Ma cosa dici? Non mi parlate di quello sciagurato. Gennaro? Sì, Gennaro, proprio lui. Ma è un ottimo figliuolo, io lo conosco fin dall'infanzia. Belle conoscenze che ci avete. Insomma, Don Violante, spiegatevi perché io... Se quel signorino si crede che mia nipote sia come quella americana dell'altro anno, si sbaglia e di grosso. Americana? Sì. Ah, sì, ma non c'è stato nulla di illecito. Fra i due non c'era altro che una pura comunione di spirito. Don Camillo, se sapeste con le pure comunioni di spirito quanti battesimi abbiamo fatto io e voi. No, non dovete dirle neppure per ischerzo certe cose. Voi sapete che Gennaro è musicista e sta per essere diplomato a Santa Cecilia, a Roma. Quanto alla signora Kenio, era anche lei un'appassionata di musica. Beh. E di qui la loro buona amicizia. Anzi, lei, tornando in America, ha portato con sé una sinfonia di Gennaro della quale sembrava addirittura entusiasta. Sì, dite bene voi, ma a me queste sinfonie non mi piacciono. Don Violante... Don Camillo, voi tenetevi le vostre idee e io mi tengo le mie. In fatto di fede, di sacerdozio, noi siamo perfettamente d'accordo. Ma su tutto il resto, fra me e voi c'è una grande diversità di vedute. Oh. Beh, adesso bisogna che me ne vada perché il piroscafo sta per arrivare.
Cameriere? Prego, don Violante. Quant'è? No, lasciate stare, offro io. No, facciamo alla Il romana. caffè 30 lire, il cianga cianga 120. Beh, per questa volta accetto, ma un'altra volta facciamo alla romana, eh? Ecco. Grazie, Ecco. grazie. È il vento che tira. Ci avete sempre vento a Capri, però voi altri. Mi sembra persino impossibile di essere a Capri con te. Ti ricordi quante volte lo abbiamo sognato nelle nostre passeggiate a Roma? Mi porterai a visitare la Grotta Azzurra? Ma certo, cara, faremo tutto quello che vuoi. Ragazzi, la volete finire un momento? Venite a vedere il panorama, su! Andiamo dalla mamma. Andiamo, sì. Cosa vuole? Si comincia già a respirare l'aria di Capri e quando due si vogliono bene. E mi pare che a voi tutte l'aria vi fanno effetto. No, ma facciamo forse qualche cosa di male. No, non dico che fate del male, però ve l'ho detto fin dal principio, finché non ho parlato con mio fratello, non esistono né fidanzamenti né matrimoni. E se l'aria vi fa effetto, non respirate. Ma è davvero tanto famosa, Capri? E come? Certo che buona parte del merito è di Tiberio. Ah, questo sì. Mio fratello me ne ha parlato spesso nelle sue lettere. Tu lo conosci bene? Chi? Tiberio. Qui a Capri lo considerano un po' tutti come figlio dell'isola. Ah, questo mi fa piacere. È la razza romana che si fa onore. Tu l'hai conosciuto quando eri bambino? È conosciuto per modo di dire, ricordi scolastici. Già. Certo che sul suo conto se ne dicono di tutti i colori. Come se ne battite tutti i colori? Beh, ne ha combinate tante. Ha fatto del bene, ma poi certe orge. Tiberio, ma no. Sì, è Tiberio, signora, e questo è niente. Quello che ha combinato con le donne. Ma ti rendi conto di quello che dici? Nessuno può dire di averlo visto, ma sono cose che si sanno. Tiberio, ma non è possibile, io non capisco. Si vede che venendo via da Roma si ammattina. Che cosa vuole che vi dica? Sarà stata l'aria di Capri. Oh. Limona fresca, ma ci ne va a limonare. Ecco, sta arrivando. Ah, ma ecco lo zio. Dove sta? È lì, non lo vedi? Vicino a quella signora bionda. Già, è proprio vicino alla signora bionda. Zio! È zio! Eccole lì. Cornelia! Clelia, sono qua! Zio! È zio! Permettete? No, scusate. Ma ci avete parenti voi? Io no. E allora datemela a me. Cornelia! Eccolo! Cornelia! Tiberio, come stai? Hai visto che siamo venuti? Venite, venite, cari. Andiamo subito. Fate capire un pelino perché se via subito male te. Avete fatto un po' di male da poco. Io soffro sempre, però stavolta non Il treno è il posto sicuro che trovate. però sono Signora, le sue valigie, signora. Ah, grazie, me l'ho scordato, c'è io delle valigie. È carino. Come va, Don Violante? Non c'è male, grazie. Don Violante, domenica verrò ad Anacapri a suonare l'organo per la vostra funzione. Ah, adesso sì? Ma come? L'altro anno è suonato sempre nella chiesa di Don Camillo. Suonava qui perché lui è della mia parrocchia, no? Ah, già. perché adesso vuole cambiare parrocchia. No, ma Ma scusami, l'altro anno ti ho pregato tanto e mi ha fatto dire da Don Camillo che non potevi venire su perché ti eri rotto un braccio. era vero, Don Ah, Violante, sì. ma adesso sono guarito. E adesso si è rotto l'organo. Allora noi andiamo perché facciamo danni. Arrivederci. Grazie del fazzoletto. Arrivederci, Ma andate su a piedi. Sì, per la scorciatoia. Ma sarà faticoso per la signora che non è abituata. No, noi siamo di razza romana, i romani andavano sempre a piedi. Arrivederci, Don Camillo. Sì. Ah, ciao, senti un po' una Buongiorno, cosa. Don Camillo. Ma non vi pare che Don Violante ce l'abbia con me? Ho paura di sì. Forse perché non vede di buon occhio il mio fidanzamento con Clelia. Ecco, appunto, non credo che ne sia proprio entusiasta. Vi prego, Don Camillo, perché non gli parlate voi? Già fatto, caro, ma purtroppo tu lo sai, Don Violante non vede di buon occhio nemmeno me. Andiamo, figlio. Oh, guarda. Zio, guarda quell'oca. Quale? Quella. Ma io ne vedo due. Mi dici a carnevale questi qui come si vestono? A carnevale si mettono i vestiti normali. Andiamo.
ma chi è questo? Niente, è un eccentrico. Che sosta eccentrici? Non ci fa caso, scemi de lusso. Mamma mia. Gli scemi, quando sono aristocratici, si chiamano eccentrici. Ma come siete antiquati? Io trovo che stanno benissimo. Del Ma- resto anch'io mi sono portata un bel prendisole. Ecco, a te te faccio mettere un bel prendischiaffo. Andiamo. Forse. E ancora stiamo al principio. Stava al principio. Questo ti dimostra come il mondo è fatto a scale. Di bene. No, aspetta, allora. Aspetta, sì. Sì. Un minuto perché io mica ce la faccio più. Va bene, fermiamoci un momento. Però per me Gennaro è un gran bravo ragazzo, eh? Insomma, tu prima mi vieni a chiedere i consigli e poi mi vuoi consigliare quello che io ti devo consigliare. Senti, zio, Gennaro è buono e mi vuole bene. Tu stai zitta che non ne capisci niente di queste cose, Già, grazie. perché tu c'hai un'esperienza. Quello è uno spiantato, non c'ha un soldo e ancora studia. Ma presto prenderà il diploma e avrà una posizione. Va bene, io dico che quando ci avrà una posizione si potrà sposare. Ma si capisce, nessuno dice di farli sposare domani. No, io dico quando ci avrà una posizione si potrà sposare con tutti meno che con mia nipote. Andiamo, va. Avanti, marci. No, ma che stiamo a fare una marcia ai bersaglieri qua? Ma di beh, fermati un minuto, per carità. Ma non potresti camminare un po' più svelto? Ma che più svelto, guarda la strada che mi ho fatto. Ma che è sta bosceria? Ma capisco perché la chiamano Capri, perché sono strade da capri. Io non ce la faccio più, ma più mi butto per terra. Ma che razza di romana sei? Ah. Sei stanca pure tu? Oh no, per me possiamo camminare anche tutta la notte, non mi importa più di niente. Oh, come sei tragica. Non è l'uomo che fa per te, è un donnaiolo. Pensa che l'anno scorso... Buonasera, don Violante. Buonasera, Mariannina. È un po' stanca la signora, Sono a vero? pezzi, altro che stanca. E va bene, Mariannina, adesso che vai su, di a Procolo che ci vedi che incontro con un somaro. Uno anche per me, se non volete che arrivi su. E allora due che Va siano. bene. Ah, di beh, ma io sul somaro non ci so andare, ho paura. Ma che paura, quelli sono imbalsamati. Piuttosto mi avete fatto fare una bella figura. Adesso ne parlerà tutto il Oh, paese. ma quanto sei esagerato, eh? Vedi quella donna? Ha una certa età e fa questa strada 2 volte al giorno. 2 Ah, volte. senza invidia. E non è romana. Ah. Ma a Roma si può sapere che fai. Perché non ti alleni? Ma vedi un po', che devo fare la corridore a piedi? Andiamo. Ah, Andiamo incontro al somaro. sì, no, Clelia, speriamo di arrivare, se no muore. Forza. Che adesso qui su ci riposiamo un altro po', poi incontreremo Procolo con gli asini. Buonasera, don Violante. Oh, cara Concettina, buonasera. Come mai da queste parti? Novità? Lei capisce. E allora, don Violante? No, Concetta mia, non è il momento questo, sono arrivato adesso, sono ancora tutto sudato, guarda. Non vorrei che lo venisse a sapere mio marito. Ma perché ancora non è partito? Ma sospetta qualche cosa? No, per carità, che cosa dite? E quando riparte? Domattina, col primo vaporetto. E allora fai una cosa, domani mattina quando è partito tu vieni su da me. Sì, don Violante. Sì. Ma speriamo che non ci sia nessuno, sapete com'è la gente. No, non ti preoccupare, se c'è qualcuno lo mando via, va bene? Sì, a domani. Arrivederci. Di un po'. Chi è quella? È una parrocchiana mia. Ah, sì, perché tu, insomma, quelle le chiami parrocchiane? E come le devo chiamare? No, dicevo così. Don Violante, Insomma, quella è Che una c'è? parrocchiana Procolo vi tua. aspetta sulla strada con i somarelli. Ah, bene, allora prendi le valigie e andiamo su, via. Zelaschi vi saluta e vi dà migliora benvenuta. Questo è il professore Zelaschi, un grande pittore ma ha il vizio di bere. No, non esatte, io sono grande bevitore che avizia ti pincere. È lei che sta dipingendo il famoso quadro di Sant'Antonio per lo Un zio? quadro. Zelaschi non fa quadri, ma solamente capolavora. Sarei molto curiosa di vederlo. A che punto è? Al 10° barile, andiamo. Ecco. Ah, meno male, perché non ce la facevo più. Entriamo. Grazie. Entrate qua. Procolo, allora grazie tante e poi ci vediamo questa sera. Va bene, Penso che il professore sia un tuo fedele parrocchiano. Chi lui? Sono anni che faccio del tutto per convertirlo. Come, non è cattolico apostolico romano? Ma che ateo antiastemio polacco. No, Zelaschi non è ateo perché crede in bellezza della vita, in canto di natura, in effluvio dei fiori e in reincarnazione. Andiamo, finitela con queste sciocchezze. Adesso è tardi, buonanotte professore, e cercate di finirmi il quadro. Giusto più che giusto, vado a ispirarmi. Zelaschi vi saluta.
Dimpo, ma Zelaschi non è lui? Sì. E allora perché dice Zelaschi vi saluta come se parlasse di un Non altro? ci fa caso, è un po' toccato, ma però è un bravo uomo. Piuttosto andiamo. Sì, non vedo l'ora di mettermi a sedere. Allora voi due dormirete di sopra. Dimmi un po', sei cena? Io c'ho una fame che non mi reggo, specialmente Sì, dopo sì, sta sfacchinata. Pasquale ha già preparato tutto. Pasquale, la cena l'hai preparata? La cena? Sì, la cena. Ah, sì, tra 5 minuti è pronta. Va bene, allora apparecchia. Meno male. Vado nella mia stanza, io non ceno, non ho fame. Clelia, no, senti, Buonanotte. aspetta un momento. L'ha presa proprio sul serio, eh? Ho paura di sì. Senti, io oggi ho lasciato perdere per non mettermi a fare polemiche davanti a lei. Insomma, via, sei stato un po' troppo severo con quel giovinotto. Ma tu quello non lo conosci. Devi sapere che l'altro anno a Capri, con una signora sposata, un'americana, beh, lasciamo andare, va. E che avrà mai fatto di male? Poi l'anno scorso Clelia manco la conosceva, era scapolo. Mentre ci sono di quelli che fanno pure di peggio. Beh, io non dico di no. Ma di che stai a parlare? Da quando sei arrivata che stai facendo la misteriosa? Io non ti capisco. Oh, di beh, io non ci credo. Ma mi hanno detto, ma non è possibile. No. Ma vuoi parlare o vuoi che facciamo gli indovinelli? Tu l'hai sempre avuto il vizio degli indovinelli. Indovinaci, provaci, ci sei, non ci sei. Ecco, proprio questo vorrei sapere, se ci sei o non ci sei. Cornelia, ti prego non farmi perdere la pazienza. Vedi, io non ci ho creduto subito. Però qui si mormora. Sì, il Piave mormorò. Faccia pure lo spiritoso. La cena è pronta, è il professor Zelaschi. Se n'è andato? Ma come? Io ho preparato per 4 e siete in 3. No, siamo 2, perché mia nipote fa lo sciopero di protesta, non mangia. Ma lo sai che non te ci facevo così? Così come? Beh, basta. Me ne vado a letto pure io, tanto la fame mi è bella che è passata. Però domattina ne riparliamo, eh? Buonanotte. Sempre a bere. Di bene in meglio. Avanti. È permesso, don Violante. Ah, sei tu, Concettina. Che cos'hai? Ti vedo così sconvolta. Don Violante, voi lo sapete, ormai non c'è più tempo. A mezzogiorno scade il termine. Ecco qui l'avviso. Ho capito. Beh, siedi un momento. Ma di un po', figliola, non potevi vedere di avere una piccola dilazione, qualche giorno, magari una settimana? Ho tentato, ma voi la conoscete quella gente. È senza cuore. Ma io come faccio a... Ma tuo marito? È partito. Poi non sospetta di niente. Guai se sapesse una cosa del genere. Però io ti avevo consigliato di dirglielo. Non si debbono fare dei sotterfugi con il marito. Don Violante, ma lui queste cose non le capisce. Poi già non può vedere mio fratello. Vi prego, aiutatemi voi. Quanto ti ci vuole per completare la somma? 25.000 lire. Ma non avevamo detto 20? No, 25. Vabbè. 25.000 lire. Sono 25.000 lire. Concettina, dico, io sono povero, 25.000 lire è tutto quello che possiedo. Ma io farò di tutto per restituirveli. Pensate che con questa somma mio fratello si salva. E io mi rovino. Beh, se si tratta però di fare una buona azione. Grazie, don Violante. Certo, coperto l'ammanco sarà trasferito a Napoli senza denunzie. Il direttore è d'accordo. A Napoli guadagnerà di più e... E ruberà di più. Oh no, ho messo la testa a posto. La lezione è stata dura. A chi lo dici? Tieni. Grazie ancora, don Violante. Hai visto? È tutto sistemato. Non so proprio che dirvi. Lo sapevo che non mi avreste abbandonata. Beh, ora vai, figliola, e ringrazia la divina provvidenza, non me. Ricordati che non ci abbandona mai quando si ha fede. Non dimenticherò mai quello che avete fatto. Arrivederci. Arrivederci, Concettina. Vieni in chiesa un po' più spesso. Fatti vedere, eh? Oh, e mi pare il monumento a Silvio Spaventa Filippi. E io che non ci volevo credere. Ma che mo ricominciamo con l'indovinelli? Altro che indovinelli, qui tutto è chiaro. Dio, che vergogna. E tu mi stai a parlare dei romani? Ma almeno quelli erano onesti, rispettavano le leggi, rispettavano l'onore.
Oh, fammici pensare. Dunque... Oh. Sorpresa 21, sorella scema 78. Ma che sta a scrivere? I numeri. Voglio giocare una bella quaderna secca. Quali numeri? Quelli che mi stai a dare te. Ah. Un momento che non ho finito. Schiaffi 50. Schiaffi? Sì, quelli che fra poco ti do se non la smetti di fare la stupidina. Pure? Ma si può sapere che cosa c'hai per la testa? Domandalo a quella tua parrocchiana. A chi? Concettina? Eh. Ma smettila, non mi fa ridere, devi pensare... Ah, ci ridi tu. Ma se Concettina è venuta qui perché doveva domandarmi? Oh, Zelansky saluta. Giusto voi, professore, come va il quadro? Oh, la testa mi duole per fatica di creare e dipingere. Ad all'alba sto lavorando. Ho esaurito colori, Don Violante, e sono venuto a chiedervi la vile monete per comprare altri colori e poter così continuare quel quadro che sarà più bello di mondo. Ah, state lavorando dall'alba. Io invece so che tutta la mattina siete stati a bere in casa di Procolo. Procolo? Sì, a bere. È vero o non è vero? Sì, è vero, ma voi come lo sapete? Perché il Sant'Antonio mi dice tutto. Ricordatevelo. Comincio ad avere grossi dubbi. Voi non vi siete mosso di qui. Ho messo un ragazzo a sorvegliarvi. Zelansky se ne va. Ha bisogno di riflettere. Io vado su da Clelia, non vorrei che non mangiasse manco stasera. Finalmente, cara, temevo che non venissi più. Ti ero venuto incontro. Sai, devo stare attenta allo zio. Senti, allora vieni, allontaniamoci. Sì, andiamo. Dimmi un po', ma Clelia dove sta? Sta su in camera sua a riposare. Ma sei sicura che sta in camera sua? Beh, io credo di sì. E io credo di no. Sono loro. E Clelia con il figlio del maestro. E tu sapevi tutto. Ah, ma la vai piantare. Lei è una ragazza seria. E se lo vuoi sapere, gliel'ho dato io il permesso di passeggiare con Gennaro. Non c'è niente di male. Se avessero avuto cattive intenzioni, a voglia a Roma, quante ne avrebbero potute fare? Ma Roma è un'altra cosa. Qui siamo a Capri. Ci sono gli effluvi voluttuosi. Che so ste fluvi? E che ne so? Forse le alghe, il profumo della zagara. Fatto sta che i ragazzi non si controllano. Ah sì, e tu come le sai ste cose? Lo so perché me le hanno raccontate. Lo so io quante penitenze mi tocca dare, tante volte le penitenze non sono bastate. State tutte e due sulla scogliera. Facciamo presto. Andiamo se non è già troppo tardi. Oh, sì. Corri. Sì, corri, presto, Corri. per carità. E in questo posto ci venivi con la signora Kenyon, vero? Ma ti giuro, Clelia, che con la signora Kenyon non c'è stato nulla. Sì. Ma io non capisco che interesse ha tuo zio a dire certe cose sul mio conto. Ah, non lo so. Ma evidentemente se lo dice qualche cosa di vero ci deve pure essere, ti pare? Non era che una buona amica. Figurati, si era messa in mente che ho del talento. Ah, è vero, il talento ce l'hai. Ho dato così la mia sinfonia in America. Su, ecco, ricordi quella che ti ho fatto sentire a Roma? Sì, e allora? Lei mi promise che l'avrebbe fatta eseguire. Ma ormai che vuoi, sono passati tanti mesi. Aspetta. Sì, ecco, siedi qui. Ma adesso non parliamo più di queste sciocchezze. Vieni qui vicino a me, parliamo di noi. Va bene. Corri. Fai presto che facciamo tardi altrimenti. Sbriga. Ma perché non me l'hai detto prima che ci sono ste fluvi? Ma lascia stare, ne parliamo dopo di questo. No, io non ce la faccio più. Cornelia, io da quel delinquente non mi fido. Ah, senti da che pulpito via la predica. Che cosa vuoi dire? Dico che c'è un bel coraggio a parlare. Gennaro sa tutto di te. Tutto di me. Senti, ti prego, non ricominciamo con gli indovinelli, sai, perché questo non è il momento adatto. Andiamo. Andiamo. Sì, tanto me l'ha detto Gennaro sul piroscafo. Sì. Che ti sei dato i piaceri. Sei diventato un poco de buono, sarà stata la zagara pure per Per te. specie di te che ha potuto credere a uno che calunnia la mia vita di sacerdote. Perché non è vero? Ah, lo metti pure in dubbio. Mi sentirà a me quel signorino. No, non lo strapazzà, pensa a Clelia. Penso a Clelia. E a me chi ci ha pensato? Non appena hanno buttato fango sulla mia vita, tu subito l'hai creduto. E adesso io dovrò lasciar perdere. Andiamo, cammina. No, ne sì, parleremo bravo. dopo. Lo zio pare che ce l'abbia particolarmente con te, ma gli hai fatto qualche cosa. Ma niente, almeno che io sappia. Non ti stima affatto.
Gli andrò a parlare io. Per carità, non te lo consiglio. Ma scusa, dopo tutto, se tua madre dà il suo consenso... Mia madre fa tutto quello che dice lo zio. E anch'io alla fine non voglio far nulla senza il suo consenso. Ah, benissimo. E allora che cosa vorresti? Rinunciare? Su, dammi una mano, forza. No, va piano. Oddio, ti supplico, Cammina. Pepe, no, non ce la faccio più. E allora siedi qui, aspettami. E allora lascia fare a me. Vedrai che la spunteremo. Io ti voglio bene, Clelia, e ti giuro che saremo felici. Anche se i primi tempi saranno un po' duri, non importa. Quando sarò diplomato, vedi cara, la cosa più importante è di ottenere il primo concerto. Poi ci sono le stagioni d'opera, la radio, i giri all'estero. I giri all'estero? E sono quelli che rendono di più. Oh. E credi che io possa rimanere qui sola mentre tu te ne vai di qua e di là all'estero? Ma tu verrai con me, naturalmente. Fermi, non lo toccare. Zio! Hai sentito il profumo della zagara? Gli fluvi voluttuosi? Zio, senti, adesso io ti spiego. Don Violante, la colpa è mia. Volevo parlare a Clelia. Zitto voi. Ma Don Violante, io devo parlarvi. Sì, zio, dobbiamo parlarti. Anche io vi devo parlare, ma non qui, a casa. Vestitevi e venite via con me. Adesso andatevi a vestire. Io vi attendo sulla strada e fate presto. Sì. Finalmente. Ci voleva tanto. Vergognatevi. Avanti. Al tempo. Lei avanti e tu dietro. Io in mezzo, faccio da isolante. Stai zitta. Cammina, cammina tu, che adesso hai perso tutta l'energia. Eh? E così, eccoci qua. Adesso possiamo parlare. Nonostante il mio divieto, tu dai appuntamenti nei luoghi nascosti e romantici a una ragazza pure e semplice, che dato che non ti conosce ti crede quello che non sei. Ma insomma, Don Violante, io non riesco a capire che cosa vi ho fatto e perché non volete considerarmi degno di Clelia. Io l'amo, lei mi ama. E noi ci amiamo. Le mie intenzioni sono serie ed oneste. Fermati. Posso credere alle prime due cose, ma per le altre due non siamo assolutamente d'accordo. Don Violante, non basta posso... così. Chi ha intenzioni serie non dà appuntamenti clandestini. E con la scusa della musica non si passano ore e ore sulle colline di Capri con le signore americane come vorresti fare con mia nipote. Chi è serio ed onesto, l'organo lo ha a suonare dappertutto, non solo giù da Don Camillo. Chi è serio e onesto prima si fa una posizione e poi parla di matrimonio. Ma non è una ragazza che per sua disgrazia la nipote di un poco di buono come Don Violante, che è un sacerdote libertino. Zio, ma che cosa dici? Stai zitta tu. Sì, beh, lascia perdere. Zitta anche tu. Ma pare il momento adesso. Siediti che c'è dell'altro. Dunque, a me piacciono le parrocchiane, vero? Ma, Don Violante, io non capisco. Mi piacciono i piaceri sfrenati, le orge. Zio, non pensi a quello che stai dicendo. Ah, tu non le sapevi queste Ma io- cose? E neppure tu. Ma veramente è la prima volta che lo sento. Ma io ci divento matto, se l'ha detta proprio lui. Tutte queste cose le hai dette proprio tu. Io? L'hai detta a mia sorella mentre viaggiavate sul vaporino. Tu hai detto questo. Sì, eccolo l'uomo che puoi sposare. Mi ha coperto di basse calunnie, insozzando la mia figura di sacerdote. Ma è possibile. Ma ti giuro che non è vero. Io non mi sono mai sognato di dire cose simili. Ti prego, Clelia, credimi. Ripeti un po' che cosa ti ha detto questo signorino sul conto mio? Ma io che ne so, sono una povera donna io. No, non devi fare la povera donna, adesso sei una signora. Parla. Beh, sì, mi disse che ti eri dato alle orge, alle sbornie, Capito? con le Sentito? donne. Ma ora rammento, io parlavo di Tiberio. E beh, Tiberio è lui, mio fratello. Anche lui si chiama Tiberio. Ma perché è proibito? Questo spiega tutto. Io alludevo a Tiberio, all'imperatore Tiberio, che visse a Capri circa 2000 anni fa. Io di Tiberio conosco solo lui. Allora non era vero, caro? Niente caro, è sempre un calunniatore. Perché le orge di Tiberio a Capri sono favole assurde. Un uomo come lui, che fu questore nel 23, console nel 13 a.C., al quale gli venne conferita la tribunicia potestas, non poteva diventare un dissoluto, un vizioso a 77 anni. Scusa, ma noi di queste cose che ce frega? Sta zitta, ti prego. Quando lo zio incomincia con la storia romana. Ma è interessantissimo. Vi prego, Don Violante, continuate. Vi assicuro che mi interessa molto. Perché il Senato? Il Senato? Comprati la storia e studiala. Puoi andare. No. Zio, Che c'è? ma non puoi mandarlo via così. Vi prego, Don Violante, diteci qualche cosa. Andiamo, non fa il tiranno. Vabbè, siedi. Dunque, giovanotto, quanto tempo vi ci vuole per avere una sistemazione? Dirò così per formarvi una famiglia. Ma non so. Lo devo sapere io. Beh, 2 anni per diplomarmi. Benissimo. 2 anni per diplomarti. Sì. 1 annetto per cominciare a inquadrarti e conoscere gente.
un altro annetto per sistemarti proprio bene. Io penso che con un 6 annetti ce la dovresti fare. Sì. Allora, Clelia ha 20 anni. Fra 6 anni ne avrà 26, più matura, più adatta a mettere su famiglia. In questi 6 anni di fidanzamento voi passeggiate, gite, appuntamenti, cose naturali del resto. Poi sapete com'è la gioventù, a un certo momento cambiate idea. Ma che sto mai, Don Violante? Ma faccio così per dire, sono cose che possono accadere. Puoi anche morire. Ma che c'entra, si dice. E così mia nipote mi rimane zitella, eh? E va bene, Don Violante. Fate come vi pare. Io non vedrò più Clelia, ma continuerò a volerle bene. E vuol dire che se per lei pretendete un marito ricco, e bene io lo diventerò. E presto anche, magari a costo di rubare. E vedremo se poi troverete ancora un pretesto per rifiutarmela. Ecco, sei contento? Sei stato cattivo e ingiusto. Clelia. Lasciami parlare, voglio dire tutto quello che penso. Ma io sposerò Gennaro, o lui o nessuno. Piuttosto mi faccio monaca. L'idea non è cattiva. Non dite cose, sa, figlia unica che si fa monaca. E perché? Se c'ha la vocazione. Voi non potete impormi la vostra volontà, perché io sono maggiorenne, libera, capite? E posso fare quello che voglio. Lo sposerò. Senti, cocca mia, ragiona, sii buona. Vedi, io lo faccio per te. Se tu aspetti che quello si faccia una posizione, tu non ti sposerai nemmeno nel centenario della Non Repubblica. mi importa, ho deciso. O lui o nessuno. Capito che ha fatto? Un po'. Sì. Bene. Don Camillo, in fatto di pallone, deve essere un'arca di scienza. E io domenica alla partita non voglio essere a meno di lui. Dunque, la prima cosa in una partita di calcio è quella di inviare il pallone nella porta avversaria. Nella porta avversaria? E ce lo possono mandare in qualsiasi modo, meno che con le mani. E perché? Ma forse per non sporcarsi. Ah. Il portiere invece può usare anche le mani. Ma questo non è giusto. Il regolamento dice così. Ah. Il fallo di mani in area viene punito con calcio di rigore. Che cos'è il calcio di rigore? Ma tu non sai proprio niente. No. Aspetta che adesso lo leggiamo così lo sappiamo tutte e due. Ecco, calcio di rigore. Si mette il pallone a 11 metri dalla porta dove c'è il portiere solo. Perché gli altri dove sono andati? Ma qui non lo dice. Saranno andati per i fatti loro. Se resta a noi che ci interessa. Qui c'è il portiere solo, il quale non si deve muovere finché la palla non sia stata giocata. Ah, perché se la giocano la palla? Ma se c'è scritto. Cioè no, forse giocata vorrà dire calciata. Ah. Beh, aspetta, fai una cosa. Mettiti lì, ti faccio vedere com'è il calcio di rigore. In porta? Sì, fa il portiere. Io metto il pallone qui. Attenzione, non ti devi muovere. Buonanotte, me lo sto giocando. Bravo, bravissimo, bravissimo. Hai visto che portiere? Rigore, questa volta rigore, l'ho visto bene io, gli ha fatto lo sgambetto e con l'intenzione gli ha fatto. Vabbè, rigore, succede. Cosa vuoi? È rigore. Don Camillo, mi dispiace, ma questo è il primo, 1-0. Via di mezzo, voglio fare un tiro alla Norda, nemmeno il pallone gli faccio vedere. Bravo. Allontanatevi voi, allontanatevi. Sto sciagurato l'ha mandata fuori. Beh, sarà per un'altra volta, non bisogna disperare. Hai visto la roba? Andiamo, Don Violante, non prendetevela così, non è che è uno scherzo, vediamine. Sì, però qui c'è della corruzione. Procolo deve andare a vendere il vino. Non vale niente come Se arbitro. l'avete scelto voi stesso. Passa, lascia quella palla! Così. È a te che devo ringraziare, bella figura. No, Don Violante, io me ne vado. Vai. Sì, me ne vado. Accidenti! Ci mancava pure che vincessero i ragazzi di Don Camillo. Questo proprio non ci voleva, vero mamma?
Gol! Gol! Forza ragazzi che li riacchiappiamo! 3-1! Caro Don Camillo! E tu non fare quella faccia, ridi, che poi ti manda al mare con tua madre. Andiamo su, Preluce, non fa così. Vedrai che tutto fa comodo, Non ho più speranza, lo zio è irremovibile. E pensare che Gennaro questa sera ci aveva invitato ad andare a ballare. Beh, sai che ti dico? Che stasera te ci porta a ballare. E te voglio comprare un vestito che si deve rivoltare tutta la sala. Ma davvero, mamma? Beh, a Roma ti portava a ballare tutte le domeniche, e pure qua. A me lo zio. Lo zio, non gli dimo niente lo zio, tanto quello va a letto presto. Oh, guarda. Che stanno a fare? Don Violante, ma lei è un tifoso eccezionale. No, ma che tifoso, per carità, io. Però... 4-1. Questa è scarogna. Mamma mia, che bibita che abbiamo preso, Don Violante. E dove andate adesso? Vado via. No, aspettate, c'è ancora il secondo tempo. Sì, così col secondo tempo finisce 25-1. Beh, me ne vado. Ma quest'altra da voi non me la sarei proprio aspettata, eh? Va bene. Ciao. Oh, questa poi. Pasquale, vieni un po' qui. Guarda che ho mandato mia sorella e mia nipote a fare il bagno giù a Marina Piccola. Andate anche voi a dare un'occhiata e sorvegliatele. Vi sono tipi poco buoni in giro. Sì. D'accordo? Stia tranquillo, Andate. Don Violante, ci penso io. Andiamo. Oh, ecco quella smorfiosa. Quando ti vede fa gli occhi di triglia. Ciao, Gennaro! Permesso. È strano che tuo zio ti abbia permesso di venire. Tua madre dov'è? Mai. Eccola là. Giù, mamma, fai il bagno! Sì. Ecco fino là. Ecco qui. Tu. Brava, vero? Qui. No. Ecco. No, non salire di qui, vedi che c'è la scala. Sì, per le scale, sì. E stai attenta a non scivolare, eh? Fredda, Hai freddo, mamma? Ecco, un momento adesso lei spiegare, simpaticissima. Un momento lei ha perduto equilibrio, ma l'equilibrio si acquista solo con tu. Adesso devi spiegare tu che perfettamente cosa non più avere equilibrio di corpo è nostra muletta. Noi atleti ci chiamiamo più armoniosi di movimento di tutto questo volo di angelo che adesso lei spiegare. Tutti guardate me, adesso spiegare tutti quanti questo volo di angelo. Pronto, 1, 2, 3, attenzione, volo di angelo. Mamma mia, quello si rompe. Oh, maestro, sia gentile, li insegni anche a noi. Signorine, io non spreco mie energie che per dare lezione a pagamento si intende, ma nel vostro caso specifico di attuale sarò ben lieto di farvi assistere a una lezione cosiddetta collettiva e gratuitamente si intende per voi, naturalmente. Prego Grazie, accomodare. professore. Prego accomodare ancora una volta io dire perché fare ma quello è fatto dimostrazione pratica. Attenzione un momento, prego accomodare e adesso fare vedere tutte le mie fanciulle che con me avere lavorato quest'estate. Pronte signorine? Uli, in piedi, con molta energia, avanti, uli, 2, 3, 1, 2, con più energia, avanti la prima, prego, uli di angelo. Molto bene, molto perfettissime. Un vero bijou perché avrei visto efficace le mie lezioni, perché le mie esperienze di preolimpioniche. Maestro, lei ha partecipato alle Olimpiadi e quale nazione rappresentava? Mi sa che l'hanno creata per lui. Provare? Va bene, adesso proviamo noi. Sì, proviamo.
Scusi, vieni, non guardare. È mia moglie. Eh? Sì, è mia moglie. Ma dove saranno? Ha visto la sorella di Don Violante? Buongiorno, buongiorno. La sorella di Don Violante, l'ha vista? E chi è? Io non la conosco. Ma sali sul trampolino, di là potrai vedere meglio. Lassù? Sì, lassù, sì. Grazie. Buongiorno. Vieni, vieni. Tu stai attento alle scarpe, eh? Pardon. Signore, non così. Uli, tu adesso fare vedere lei, devi spiegare tutti quanti, guardare sempre me. Ha visto la signora Cornelia? Non Cornelia. 1, 2, 3, 1, 2, grassa 3. così. Non viste, volo di angeli, prego, prendi fuori, facci dentro. 1, 2, non questo modo. Non così, un momento, guardare qui a prego, forziate, un piccolo sforzo, ancora non mangiate, non potete. Pronto? Uni. Ecco, amore, tutti quanti io perfettamente, guarda. No, così, respirazione specificata, prego. Uni, lingue fuori. 2, lingue fuori. Pasquale, come stai? Pasquale, ma perché l'hai fatto? Ma come sta? Sta molto male. Pasquale, su rispondi. Sono venuto per difendervi dagli uomini cattivi. Viene fatto dell'angelo questo. Quant'è? Sarebbero 600 lire, ma come parente del parroco, Don Violante, No, vi faccio uno sconto. tante grazie, ma stasera noi altri non siamo parenti del parroco. Come sarebbe a dire? Ecco qua, voi non ci avete mai visto e conosciuto, va bene? Oh. Grazie e buon divertimento. Là. Oh, danze, musiche, follia! Vengo di improvvisare, sono innamorata della vita, del mare, del cielo, del sole, del mondo. Una passione al giorno, che non mi fa cansare. Sono innamorata delle stelle, di queste, di quelle, perfino di me. Soldi non do, per farti divertire. Posso cantare fino a domani, musica non finire. Sì, una canzone al giorno, vengo di improvvisare. Hai la vita come mascheroni, sì, rini, sì, bacano, certo, vizio, carmini, ok, una canzone, anche 100 canzoni, mi nascono dal cuore lì per lì. Amore e musica, ecco le condizioni essenziali nella vita. Il Signore ha capito male, noi salutiamo con gli accordi trionfali soltanto le belle donne. Chiedetemi di offrire 3 nomi, uno più bello dell'altro. Gamucci, il danzatore classico moderno. Franco Carli,
il famoso cantante e musicista internazionale. Ed infine una donnina tutta fuoco, Pamela Palma. Mia dolce musica, sei come un brivido che scende al cuore, labile, sempre più languida, ci invadi l'anima di tanto amore, tu fai sognare, amare ancora la gioventù, tu ci rapisci e porti il cuore dove vuoi tu. Musica, mia dolce musica, sei come un brivido che scende al cuore. Beh, che ti succede? Hai forato una gomma? Quale gomma? Che sono sti sospiri? E loro? Dove sono? Chi? Ma come chi? Sono già a letto? Ma chi? E dai, mia sorella, mia nipote. Ah, già, può darsi. Può darsi? Ma uno a letto o ci sta o non ci sta. Ma sì, ma io so soltanto che non hanno cenato. Sono andato a letto senza cena. Sì, si vede che non avevano appetito. Come sarebbe a dire? Adesso le chiamo io. Vai, Tato, prepara. Sì, io intanto preparo, sì. Cornelia? Cornelia? Clelia? Pasquale? Sì, don Violante. Senti, Pasquale, sai dirmi dove sono andate? Ma ha cercato bene. Mica si saranno nascoste nei cassetti. No, ma può cercarle meglio. Sì, adesso ci mettiamo a giocare alla scondarella. Tu non sai niente? Io no. Come no?
Andiamo su, dimmi dove sono andate. Don Violante, io non so niente, ero in sacrestia. Sì. Pasquale, non farmi perdere la pazienza. Dimmi dove sono andate. Vi giuro. Non giurare il falso, non dire bugie. Ma ho sentito così per caso. Che hai sentito per caso? Mentre parlava col professore. Zelaschi, eh? Sì, ma io non so. La signora diceva che in fondo, non c'è niente di male. Niente di male. A fare che cosa? Ma se non lo so, come faccio a dirvi che sono andati giù alla festa danzante a Capri? Ah, sono andata alla festa danzante. Chi ve l'ha detto? Tu. Io? Ma se non lo so, come faccio a sapere che sono andati alla festa danzante? Taci, mi hai mentito. Mentito? Basta così. Adesso andiamo anche noi alla festa danzante. Sì? Sì, vestiti e raggiungimi. Anche il professore. Ma questa poi non la tollero. Né come fratello, né come zio, né come prete. L'avranno da fare con me. Adesso vedranno quando arrivo giù quello che sarò capace di fare. Dove vai? Assicuriamoci prima se ci sono, no? Vieni, da questa parte. Ma che? E qui è tutto chiuso. Non si riesce a vedere dentro. Ecco, aspetta, forse qui. Sì. Sì, questi rami. Vai dentro, portali via. E come entro? Come ti pare, vai. E adesso ci rinfrescheremo con una samba. Prego, una samba, maestro, prego. Buonasera. Vieni a danzare questa samba con me. Io? No. Ma che fate? Non so ballare la samba. Non so ballare la samba. Ma vai a ballare la samba. Spiega, non so ballare. Non ride. Allora, così, Come mai sei venuta così tardi? Temevo non venissi più. Lo zio questa sera non si decideva mai ad uscire. Speriamo che non venga a saperlo. In fin dei conti non c'è nulla di male. No. Ora devo andare. Quando ci sarà l'elezione di Miss Capri, vieni vicino all'orchestra. Sai, in mezzo a quella confusione nessuno ci noterà. Devo dirti molte cose. Ciao. A dopo.
allora, signori, come di consueto, perché ormai è diventato tradizionale in questo locale, inizierà il ballo del fazzoletto. Quindi, belle signore, attenzione a non rimanere senza cavaliere e con il fazzoletto in mano, perché, come sapete, verrete condannate a bere una intera bottiglia di spumante. Non so se mi spiego. Prego. Il cappello, signore. No, è il mio. Venga qui. No, devo andare là. No, no, anche questo devo vedere. Ma no, che fa? Mi fa pagare. Devo andare là. No. Avanti. Buonasera. Dove va? Ma io devo andare via. Mi lasci devo andare. Ma scusi, ma io sono venuto qua per una... Buonasera. Fermo. Non mi posso fidare di nessuno. Prego, questo. Anche noi stasera svolgeremo un concorso di bellezza di classe internazionale che porterà l'ambita nomina di Miss Capri, colei che ha il più bel volto. E vincitrice risulterà la concorrente che avrà riscosso l'applauso più lungo. I cronometri a posto, a me gli occhi. Sì, signore e signori, a me gli occhi, perché i miei due non bastano più. Prego. Canto del giardino, dove mi mandolini. La compassione a chi sbarca resta qui. Guarda che stelle, che blanca luna. Permesso? Un momento. Guardi, c'è un equivoco, io non sono una concorrente, vado dal mio fidanzato. Sia gentile anche lei. Il pubblico che la vuole. Prego. Dall'incanto dei giardini, dove mille mandolini, si sospirano d'amore, e tu sbarchi un giorno a caso. 2 minuti e 20 secondi. Signorina, da questo istante, Miss Capri 1951. Ah, che scandalo! La dolcissima canzone Squadra. che sussurra con passione, ma che sbarca resta qui. Guarda che stelle, La squadra, vieni che qui. bianca Qui. luna, guarda che bruna, che bionda uè, bellezza Capri. Guarda in che stato ti sei venuto. Mi vergogno per te. Portalo subito fuori. Come ti senti? Male. Va là, che non è vero. Mettiti giù. Avanti. Rubo, lo rubo, cavolo, che poi ti basta. Bravo,
forse. Come va? Sei contenta adesso che l'ha fatta malà? Cornelia, io sti trucchi li conosco. Quando uno non può fare come gli pare, si dà ammalato per farsi compatire. Io non ho bisogno di essere compatita. Tu avessi bisogno di 4 scappellotti. Ti rendi conto della figura che ci hai fatto fare con quello scandalo ieri sera? Io mi rendo conto di una cosa sola, che non si va in un locale di nascosto a farsi eleggere Miss Capri. Questo sì che è uno scandalo. Vergognatevi tutte e due. Ma che me la vai vedere morire sta creatura? Ma che morì e morì? Intanto il termometro segnava 38. 38,6. Sì, 38,6 fa 44. Abbiamo sballato. In ogni modo si vede che è l'aria da Capri che non le fa. Non è l'aria, sono gli zii. Gli zii fanno il dovere loro. E se anche le madri facessero lo stesso, certe cose non accadrebbero. Gioia, gioia mia, io sto mammina tua sta vicino a te, bello, come ti dico? Se per caso si dovesse aggravare e ci fosse bisogno di un sacerdote, io sto di sotto, non fate complimenti. Mamma mia, mamma. E piantala, tanto tuo zio è uscito. Avanti. Ah, sei tu. È permesso? Buongiorno, Don Camillo. Buongiorno, caro. Mi avete fatto chiamare? Sì. Ho una buona notizia per te. La signora Kenyon ha mantenuto la sua promessa. La signora Kenyon? Già. Ha scritto a me perché pare che abbia smarrito il tuo indirizzo. Vieni. Siediti, caro. Grazie. Mi dice che la tua sinfonia è stata accettata ed eseguita. Davvero? Sì, certo. Anche da una stazione radio. Ma non è possibile. Possibilissimo. E acclude anche un assegno di $2000 come primo compenso. Mi dia la lettera. Ecco. La mia sinfonia trasmessa dalla radio americana. Ma è la fortuna. A proposito, di quanto ha detto che è l'assegno? Di $2000. Oh, io non mi intendo molto di cambio, ma dovrebbero essere circa 1,5 milioni di lire. 1,5 milioni? Circa. Mi dia l'assegno. $2000. Ma allora questo cambia tutto. Io posso fare tutto quello che voglio. Posso anche sposarmi. No, calma, sposarsi. Non facciamo bambinate, non... No, niente, nessuna bambinata. Anzi, voglio fare le cose che fanno i grandi. E i grandi si sposano, no? Arrivederci, Don Camillo, e grazie. Senti, Gennaro. Grazie. Anche questa ci voleva. Ci siamo. Io me lo aspettavo. Me l'aspettavo. Che c'è, Don Violante? E ora? Siamo rovinati. Cosa? Tieni. Leggi qui. Furto di gioielli in un albergo di Capri. Gravano sospetti sul personale dell'annesso Danqing, dove la signora americana, vittima del furto, ha trascorso la serata. Hai capito? Quello l'ha detto e lo ha fatto. Che disgrazia. Ma perché, Don Violante? I gioielli erano i vostri. Ma quale gioielli? Io parlo del ladro. Ma che guardi? Non fare il tonto. Perché tu non lo sai chi è stato. Io vi giuro, Don Violante, che io non sono stato io. Ma che c'entri tu? Lo so io chi è stato. E purtroppo mi sento un po' suo complice. Io. No, Don Violante. Sì. Voi. No. Oh, potrebbero avervi già scoperto, Don Violante. Presto, se lo viene a sapere il maresciallo. Pronto? Va bene. Allora siamo intesi. L'ordine del sottoscritto qui parlante. Nessun vapore può lasciare Capri. Ogni viaggiatore deve essere prerequisito di dentro e di fuori. È chiaro? Nei contorni dell'isola si deve stendere una barriera... Come? Ma che carriera? Barriera, di, come bar. E già che ci sei, pigli un cappuccino. Insomma, bisogna sviluppare una sorveglianza intensiva, di modo che non ci possa sfuggire chi che e sia. Io ci tengo al mio posto? Va bene. Allora, d'accordo? Va bene. Permesso, maresciallo? Avanti. C'è qui la signora Concetta chiamata da voi per l'interrogatorio.
Che entri, non ci sono per nessuno. Sì, signore. S'accomodi, signora. Buongiorno, maresciallo. Buongiorno. S'accomodi. Sono molto spiacente, signora, avervi procurato un po' di incomodo, ma il mio servizio mi impone di interrogarvi sul furto commesso ai danni di una ricca straniera di Capri. Ma come si permette di pensare una simile cosa nei riguardi di una signora rispettabile come me? Gentilissima signora, nessuno intende sottovalutare la vostra rispettabilità, ma è di vostro fratello che vi voglio parlare. Dove sono le perle della signora? Guardate che io so tutto. Allora, se sapete già tutto, perché mi fate queste domande? Mio fratello è mancato in un'altra occasione, ma tutto fu sistemato per il meglio, ve l'assicuro. Ah sì, ricordo, don Violante. Ma anche il sottoscritto in quell'occasione chiuse un occhio e si bendò dall'altro. Perché vedete, signora, molte volte l'apparenza inganna. O per meglio dire, non è la spada che traccia il solco, ma l'aratro. Senta, maresciallo, non faccia il dittatore. Dittatore a me? Ma sapete, signora, che io potrei farvi arrestare per un presupposto ritorno di fiamma? Ma lasciamola lì e non ne parliamo più. A noi non ci riguarda. Maresciallo, noi abbiamo tutti molta stima di voi, ma anche voi dovete credermi se vi dico che mio fratello in questa faccenda non c'entra affatto e che dovete rivolgere altrove le vostre ricerche. Sentite, signore, io ho 20 anni di servizio attivo permanente e nessuno mi deve insegnare da che parte devo rivolgere le mie ricerche. Io so come ci si deve contenere davanti a una signora, ma il dovere mi impone di mettere le manette a chiunque ha rubato le perle. E mica perle, grosse come l'uovo di Colombo. Comprendo perfettamente il vostro dovere, ma ormai credo che tra noi sia tutto chiarito. E allora me ne posso andare al bagno? Veramente vorrei intrattenervi ancora un poco. La vostra presenza non dispiace mai, una bella signora come voi. Ma se vi necessita di bagnarvi, fate pure. Com'è il mare stamani mattina? Molto agitato, ma per me. Chi non si agiterebbe per voi? Maresciallo. Accompagna la signora al bagno. Riverisco. Arrivederci. No, l'anziché necca. Tu non piace, Zelaschi. Se dovessi dipingere un faccia come la tua, mi si incepperebbe pennella. Ma cosa vuole? Mica morto io. Ah, bravo. Avete il coraggio di venire qui, professore. Anche voi me l'avete fatta. Zelaschi è puro, innocente come limpida acqua di fonte. Ma come fate a parlare dell'acqua se non l'avete mai assaggiata? Ad ogni modo c'eravate anche voi ieri sera alla festa. Non lo nega, ma avreste preferito che due dame vi fossero andate da sole? Dovevate sconsigliarle e non incoraggiarle come avete fatto. E soprattutto non ubriacarvi in quel modo indecente. Oh, il vino è l'unico grande vero tesoro di nostra madre terra. Grande uomo fu Noè che inventò il succo d'uvo Insomma, che fermentato, cosa questa c'è? liquida. Quale novità? Che cosa volete? Il quadro di Sant'Antonio è quasi terminato. Oh. Ci manca soltanto Sant'Antonio. E capitano, non ci manca niente. Zelaschi è un artista, mio caro Don Violante. E per dipingere il mare bisogna dargli il mare. Per dipingere una rosa bisogna dargli una rosa. Il modello cui ispirarsi. Capite? Sì, speriamo che non vi venga in mente di dipingere un biglietto da 1000. No, ma per dipingere Sant'Antonio mi è necessario avere un modello. Per questo sono qua. E perché? Voi siete una bella modella. Ma voi scherzate, professore. Se fate Sant'Antonio con la faccia mia, facciamo ridere tutto il paese. Ma mio animo si rifiuta di dipingere se manca ispirazione. In altra vita io ero allievo di grande maestro Raffaello e anche allora si ricordo che avevo bisogno di vedere in natura qualche cosa, È bravo Gennaro. Caspita, anche Mariannina per complice. Io devo andare, tieni, copriti. Questa è una bella ispirazione. Arrivederci.
Buonasera, Mariannina. C'è posta per me? No, Don Violante. Mariannina, torna indietro. Sì, Don Violante. Mariannina, tu lo sai che a me Sant'Antonio... Sì, lo so. Ecco, e allora sappi che sono a conoscenza che tu hai una lettera da consegnare a mia nipote. Qual è? Don Violante, ma non si può. Questa. Oh. Cordelia! Cordelia! Ma che siete morti tutti qui dentro? Cordelia! Chi, Don Violante? Mi avete chiamato? Ma che sei Cornelia tu? No, Pasquale. Allora vai via, sparisci. Ma che c'hai da strillare? Cornelia, hai visto? Hai visto si carrazza del delinquente? Ma chi? Come chi? Di chi si può trattare quando si parla di delinquenti? Di quello che volevi per Genero. Gennaro, che ha fatto? Ha rubato. Il ladro dei gioielli giù a Capri. Non è vero, non è possibile. Lui. Non è possibile. Non è possibile. Altro che possibile. Quello l'ha detto e l'ha fatto. Ecco, leggi. No, Questa è la lettera che ha inviato a non si vede Clelia. più. Leggi te. Subito l'ho pensato, subito. Appena letto il giornale, adesso non ci possono essere più dubbi dopo questa Ma insomma, lettera. che c'è sta scritto in sta lettera? Adorata Clelia, mi trovo improvvisamente in possesso di una fortissima somma. Per adesso non posso dirti di più, amore mio. Se tuo zio non vuole saperne di me, non importa. Segui l'impulso del tuo cuore, vieni ti aspetto. Fuggiamo insieme, poi ci sposiamo e via in America dove saremo tanto felici, tu o Gennaro. È tutto chiaro. Lui stava lì al Densi, ha fatto il colpo, poi ha scritto subito a Clelia. Dio. E lo vedi che vuole andare in America? L'ha fatto per lei, l'ha fatto per amore. Sì. Povero ragazzo. Anzi, quasi certamente. Ecco perché mi sento un po' responsabile anche io. Forse se avessi accondisceso, in fondo meglio un poveraccio che un ladro. Un ladro. Un ladro. Aspettiamo prima di dire queste cose, non ci possiamo sbagliare. Ma come ti sbagli? Mi trovo improvvisamente in possesso di una fortissima somma. Beh, dice somma, mica dice gioielli. So, potrebbe pure aver vinto il Totocalcio. Ah, Cornè, io non mi intendo di Totocalcio, ma so che in questo momento il campionato non ci sta. E allora che famo? Come che famo? Prima di tutti non bisogna far sapere niente a Clelia. No. Ma te l'immagini, povera figlia, se avessi ricevuto questo biglietto? Moglie di un delinquente, sempre ricercata, braccata dalla polizia. No, non gli famo sapere niente, anzi ripartiamo subito e torniamo a casa, eh? No, voi resterete. Qui state al sicuro, ci sono io. Del resto non potrà darvi fastidio perché domani sarà arrestato. Come arrestato? Un sacerdote deve stare dalla parte della legge. Ma che vuoi fare? Il mio dovere. Domani mattina devo andare a denunziarlo. Prima non l'ho fatto perché su dei piccoli sospetti, ma adesso ho le prove. C'è questa. Sì, è giusto, non c'è altro da fare. Su, Parapietta mia. non ne posso più. Vado a prendere una boccata d'aria. Su, forza, non ti far sentire. E pensare che voleva venire a suonare l'organo qui. Quella era capace di portarselo via. Peppino, senti. Vieni un momento qua, Peppino. Porta subito questa lettera a Gennaro, ma devi andare subito, hai capito? Che ci metto? Devi arrivare più presto di mio zio, devi correre. State tranquilla, volo. Corri subito, mi raccomando, è una cosa della massima importanza. Maresciallo. Che c'è? Il parroco di Anacapri. Fallo passare. Ah, siete voi, Don Violante. Buongiorno, maresciallo, state comodo. Accomodate lei. Grazie. Maresciallo, io credo che un sacerdote non debba stare che dalla parte della legge. Naturalmente. Ma che vi è successo? Maresciallo, io so chi è il ladro dei gioielli. Lo so anch'io. E domani lo sapranno tutti, verrà sul giornale. Lo sapranno tutti? Certo. È stato arrestato 2 ore fa, mentre cercava di squagliarsela su un peschereccio. Arrestato? Sì. Beh, da una parte è meglio così. Non sono stato io a denunziarlo. Ah, ma perché? Voi sapevate prima... Sì, ma soltanto dei vaghi sospetti. Le prove le ho avute solamente ieri sera. E ha confessato? Sì, subito. Del resto gli abbiamo trovato la refurtiva. È il caratteristico ladro d'alto bordo.
Che delinquente. O un pregiudicato. Già, però non sembra. Ecco, non sembra. È stato arrestato in Turchia, in Egitto e pare che fosse anche una specie di spia internazionale. Caspita. Io però francamente non ce lo facevo così. Ma un momento. Come lo conoscevate? Perché quel poco di buono voleva sposare mia nipote Clelia, fingendosi un maestrino di musica. Ma voi state parlando di Gennarino, il figlio del maestro? Sì, perché? Ma non è lui ladro? No! Però non mi pare che il bandito sia così terribile, no? Ma tu che cosa ci hai detto? Don Violante ha detto che era il ladro e io l'ho visto entrare in casa. Ah, è stato tutto un equivoco, poi vi spiego io. Don Camillo. Ah, molto bene. Beh, mi pare che tutto sia chiarito, no? Guarda, Don Violante. Eccolo, mo. Don Violante. Zio. Di beh, hai visto che ti sei sbagliato. Beh, dopo tutto è meglio che abbia sbagliato io anziché lui. E ora spero che ci offrirete un bicchiere di quel vostro vino famoso che tenete in serbo per le grandi occasioni. Molto volentieri, Don Camillo. Entrate. Venite tutti. Don Camillo, se non vi dispiace, dopo vorrei confessarmi giù da voi. Ma volentieri, ma io non sono il vostro confessore. Sì, lo so, ma vorrei fare un completo atto di umiliazione. Mi sono accorto di avere mancato, anche nei vostri riguardi. Ciò che importa è che si possa riparare. Grazie. E se Gennaro e Clelia si sposeranno la settimana prossima? Faremo una bella festa qui ad Anagapri. No, è meglio che si sposino giù da me. No, è meglio che si sposino qui. Ma la parrocchia dello sposo è giù a Capri. Va bene, ma questa è la parrocchia della sposa ed è quella che conta. Ah, Don Violante. Siete sempre lo stesso. No, mi dispiace, ma si debbono sposare qui da me. Oh, qui si beve senza Zelaschi? Presta a me un bicchiere. Don Violante, Zelaschi, grande pittore, ha mantenuto sua promessa. Oh, finalmente. Ecco qui il quadro. Finalmente abbiamo il quadro. Molto bello, davvero. Finalmente. Bravo professore, vi ringrazio. Date da bere al professore. Un momento, Questo è Sant'Antonio per la chiesa. Veramente bello. E questo è Sant'Antonio che vi dice sempre tutto. Don Violante, mi si è fatto tardi, bisogna che vada. Tanti complimenti. Grazie, Dante. Arrivederci, figlioli. Oh, ci vedremo giù a Capri e decideremo per queste nozze. No, per me già è deciso. Anche per me è già deciso. No, e allora, Camillo, parliamone subito, parliamone subito. Allora non è il momento, premura. No, venite qui, Don Camillo, ragioniamone subito, guardate, non mi lasciate con questo orgasmo. Da che mondo è mondo? Va bene, ma è che...